un'altra debuttante, questa sarda, di buone speranze. La velocità femminile in questo momento, bisogna ammetterlo, è al palo, però la speranza viene dal fatto che in questa specialità le azzurre schierano due giovani. Laura Mascia, corsia 2, Giada Gallina la vediamo ora, corsia 5, poi Nathalie Fauquois, corsia 6, francese di colore, 23,3 di personale. Per la Mascia una 23,99, è nuorese della Delogu Nuoro, è stata semifinalista a Seoul 92, campionati mondiali juniores. Mascia ha 20 anni. Poi ci sono Magui Nestoré, prima ai giochi del Mediterraneo, è stata semifinalista a Tokyo 200 e quarti di finale a Stoccarda 100, entrambi campionati mondiali 91 e 93 rispettivamente. Magui Nestoré. E poi c'è Sanna Hernesniemi, quarta corsia, la vediamo, Sanna Hernesniemi, che ieri ha vinto i 100 metri. Partenza subito valida. Dall'interno Laura Mascia, Magui Nestoré, Sanna Hernesniemi che prende subito il largo, Giada Gallina che si batte bene, Nathalie Fauquois, Anu Pirtima subito con un buon vantaggio. Sanna Hernesniemi, ripeto, questa è una riproposizione di una gara, la ripetizione vede Sanna Hernesniemi risultare la rimonta di Magui Nestoré all'interno, con il bel terzo posto di Giada Gallina. Invece Laura Mascia al debutto in nazionale, sesto posto, 9,22, oltretutto fatto due volte, il nono posto ai campionati mondiali di Stoccarda, perché sei stato per i tempi il primo degli esclusi dalla finale. Nel frattempo ci mostrano la gara degli 800 donne e allora andiamo anche a seguire quello che è accaduto. 800 uomini, che 800 donne? Qui abbiamo Giuseppe D'Urso, l'uomo più rappresentativo presente qui e forse, anzi quasi certamente più rappresentativo in assoluto, una delle 4 medaglie azzurre ai campionati mondiali di Stoccarda. D'Urso secondo a Stoccarda, lo vediamo subito in testa, va in testa alla grande. È stata questa gara in anticipo di una decina di minuti sul collegamento. Per gli azzurri c'è anche Davide Cadoni, un cagliaritano di 20 anni, lo scorso anno fu terzo ai campionati mondiali juniores, ma fu quasi subito squalificato. In effetti una medaglia di bronzo amara fu quella per Davide Cadoni, che venne squalificato per una presunta invasione di corsia. Passaggio lentissimo, Giuseppe D'Urso, il siciliano di 24 anni e 3 giorni, perché il 15 settembre ha festeggiato il compleanno, alle sue spalle il finlandese Jarno Kokkola e il francese di colore Usman Diarra. I finlandesi hanno in squadra Ari Suhonen, atleta forte, eliminato in semifinale ai mondiali di Stoccarda, oltretutto primatista finlandese, non è di quest'anno il risultato dell'anno scorso con 1,44,10. Alla fine ha rinunciato Suhonen, e per D'Urso questa bella prestazione, tranquillo, si guarda indietro, allunga, dietro Jarno Kokkola cerca di tenergli il contatto. Davide Cadoni si batte per il terzo posto con Usman Diarra, l'allungo e il risultato di 1,48,74, ci sarà poi la correzione. Ecco Davide Cadoni, fisico possente, particolarmente possente per essere un ottocentista, primo e terzo posto per gli azzurri. Ecco il risultato, 48,74 per D'Urso, Kokkola 49,32, Davide Cadoni 49,49, poi due francesi, Diarra e Vialet, ed infine Savolainen.